Bene, continuiamo la discussione della mattinata. Stamattina abbiamo citato più volte Angela Vinai, che a suo tempo rivestiva entrambe le cariche delle amiche che adesso ascolteremo. Angela Vinai ha le origini di SDN, era presidente dell'AIB e direttrice dell'ICU. Ora, io seguo il programma. Naturalmente stamattina abbiamo messo al fuoco tante cose. Io ad esempio ho accennato a un progetto che l'ICU sta facendo, credo che sta seguendo e credo che Simonetta ce ne parlerà. Abbiamo parlato della cooperazione nei limiti attuali ed è questa sicuramente una situazione delicata anche per l'ICU, nel senso che se si sta fermi in attesa di qualcosa si va a fondo e quindi ci si deve muovere anche se la cooperazione SDN ha i limiti di cui dicevamo, organi ancora da, probabilmente protocolli da rivedere. Però l'iniziativa di muoversi è fondamentale, anche perché se non ci muoviamo noi si muove qualcun altro, nel senso che la vita continua anche nel nostro settore. Io non so se questi temi potranno essere lo sfondo adeguato di quello che ascolteremo. Io tanto, anche per accelerare, mi limiterò a fare quasi da CER, proprio in senso anglosassone. Seguo l'ordine e do subito la parola a Rosa Maiermo. C'hai anche il microfono tu. Sì, perfetto, grazie. Allora, grazie dell'invito, grazie alla direzione della Biblioteca Nazionale Marciana per averci ospitato e alla Fondazione Levi per aver sostenuto l'iniziativa. Grazie al gruppo Biblioteche Digitali di aver voluto lanciare degli stimoli, per aver voluto lanciare gli stimoli che avete sentito stamattina nella loro discussione, a tutta la comunità. Prima ragionavamo appunto ed è emerso negli interventi della mattinata che il Servizio Bibliotecario Nazionale fin dalle sue origini ha avuto questa straordinaria ambizione di unire una comunità estesissima, anzi di costruire la comunità delle biblioteche italiane. Ed è un progetto riuscito in larghissima parte, tanto da aver festeggiato il trentennale e, come spessissimo mi è capitato di ricordare, è stato il primo e per lungo tempo inimitato esempio di amministrazione aperta al servizio del cittadino, perché appunto è stato il primo modello di cooperazione interistituzionale, il primo modello fondato sull'uso della tecnologia per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi dei soggetti e degli organismi pubblici, anche se naturalmente sappiamo che è ancora più esteso SBN perché abbraccia anche biblioteche private che però intendono esporre il loro patrimonio e i loro dati. Ed è anche tutt'oggi, suppongo, il modello più popolato, nel senso, come forma di cooperazione interistituzionale è ancora quella con una quantità di soggetti pubblici e di dati presenti e di servizi offerti, credo senza paragoni rispetto a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Stamattina, non so se nel pomeriggio siano arrivati colleghi, persone che non erano presenti, però vi è stato un riferimento soprattutto nel coordinamento di Maurizio e negli interventi di Valdo al ruolo dell'Agid, dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Ora,
l'Italia è un paese strano, nel senso che l'agenda digitale italiana è un'implementazione di quella europea che però ha dimenticato nel suo percorso tutta una serie di componenti presenti nell'agenda digitale europea e assenti nell'agenda digitale italiana. Ed ecco perché le criticità che riguardano appunto le aporie, diciamo, tra i modelli adottati dall'Agid e nei piani nazionali per l'informatica, per la valorizzazione del patrimonio digitale ed altro, vanno su binari apparentemente paralleli rispetto a quelli che vengono fatti in altri ambiti, e questo riguarda sia il settore dei beni culturali e quindi anche le politiche dei cataloghi e della digitalizzazione, apro e chiudo parentesi, anche dal punto di vista terminologico, dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle biblioteche. Digitalizzazione ha un significato preciso, significa variare il formato da analogico a digitale di determinati oggetti. Non è così nelle normative riguardanti l'amministrazione aperta, perché digitalizzazione è un termine ormai diffuso per significare tutt'altro, e cioè l'informatizzazione, ciò che noi chiamiamo informatizzazione. Questa è la cornice di riferimento. Lo stesso vale anche per le policy per la scienza aperta, che in Italia si cominciano ad affermare attraverso una serie di strumenti. Che cosa succede? Che SBN da questo punto di vista è una felice eccezione rispetto alla compartimentazione sia normativa, sia istituzionale, sia delle policy e delle politics in Italia, perché è un progetto nato appunto grazie all'intuizione di alcuni, a cominciare da Angela Vinai, per unire mondi apparentemente lontani, naturalmente le biblioteche, e a favore del servizio al pubblico, quindi con una visione di ampio respiro e orientata alla più totale apertura. Tra le cose di cui si è discusso stamattina vi sono state le politiche di tariffazione. Ecco, quello che probabilmente in Italia non abbiamo, nonostante lo strumento esista ed SBN, sono politiche di gestione comuni tra le biblioteche, che ci permetterebbero di fare massa critica maggiore, valorizzare al meglio i servizi e il patrimonio che possiamo mettere a disposizione, condividere maggiormente le competenze. E io ho l'impressione che appunto il documento elaborato, proposto dal gruppo Biblioteche Digitali, al di là delle technicalities che naturalmente sono oggetto di discussione in ambiti più ristretti, nel senso che poi non è patrimonio comune la conoscenza dei formati di metadati ed altro, ma questi appunto, come si è detto, sono strumenti. Questo però documento serve a ottenere questo, a ricordare a tutta la nostra comunità, e probabilmente anche a livelli diversi di responsabilità e di competenza, quello che SBN è e quello che attraverso SBN si può realizzare. Secondo me questa è la cornice di riferimento importante, dove appunto possiamo immaginare molteplici filoni di intervento e di lavoro. Quello per esempio sulle politiche per la tariffazione, si è parlato di Pago PA, e allora si è parlato anche della possibilità che l'ICU offra un servizio che poi, mi diceva Simonetta Buttò, è già in corso di progettazione. Ma quello, voglio dire, è uno dei tanti aspetti rispetto ai quali succede troppo spesso in Italia che ognuno prenda le sue iniziative e proceda per proprio conto. Un altro è quello delle digitalizzazioni. Moltissime entità, moltissimi istituti avviano progetti di digitalizzazione del patrimonio, ci sono regioni che hanno investito su questo, e però senza darsi delle linee di indirizzo comuni che non fossero appunto i metadati.
I metadati ci sono, perché appunto il livello di collante, di armonizzazione, eccetera, è offerto dall'ICU. Poi appunto nel nuovo contesto tecnologico le opportunità vanno sfruttate e quindi diciamo il documento stimola anche a esplorarle, no? Per abbracciare biblioteche che ora non sono coperte. I numeri però sono significativi, 6.500 biblioteche circa attualmente sì, in SBN, 483. ecco, 6.483 biblioteche a fronte di circa 12-13.000 biblioteche e istituti che posseggono fondi bibliografici. All'interno di questa comunità le ambizioni restano le stesse, quella di essere uno strumento di convergenza di esperienze, esigenze, pratiche per quanto specifiche e diverse che alla fine diventano, come dire, un sistema, però diventano qualcosa di comune che permette al cittadino e a diverse fasce di pubblico di riutilizzare questi dati. Un tema interessante è quello del rapporto con il privato, che pure serpeggiava in alcuni discorsi. Il rapporto con il privato che offre servizi. Ci sono moltissime iniziative economiche private, non parlo solamente di Google, eccetera, con il quale chiunque di noi si rapporta nel momento in cui andiamo a fare una ricerca online, no? Qualche volta appunto anche sui siti delle nostre amministrazioni, ieri a cena se ne parlava, è più facile reperire l'informazione tramite una ricerca in Google che andando a scavare, no, nell'organizzazione della struttura. Presuntuosamente qualche volta diciamo si vede che non ci sono bibliotecari ad aver progettato, no, questo sito web eccetera, ma chissà se poi è vero. Il problema è che appunto insomma molto spesso ci sono pratiche, iniziative, semantiche diverse che si sviluppano per finalità diverse che non fanno sistema, non fanno massa critica e finiscono per diventare poco sostenibili nel lungo termine. Anche questo è un valore aggiunto che si può ottenere attraverso una cooperazione più ampia e attraverso modelli come SBN. Il discorso quindi dicevo, i pubblici di SBN o di qualunque altro soggetto che esponga i propri dati, quali sono? Sono solamente cittadini, studiosi, ricercatori, diciamo persone che provengono appunto, persone singole o possono essere anche aziende. Questo è un tema che è stato affrontato dall'Unione Europea attraverso soprattutto una direttiva, le varie modifiche alla direttiva sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, che hanno avuto delle implementazioni nazionali dal mio punto di vista anche per certi versi distorte, e ha detto l'Unione Europea il pubblico del settore pubblico, cioè il pubblico di riferimento del settore pubblico sono tutti, comprese quindi le aziende che possono sfruttare quei dati per utilizzarli a proprio vantaggio, a vantaggio di un business. Anche questo è un servizio del settore pubblico a favore del sostegno all'economia. E io francamente condivido questo aspetto. Quello che un po' mi rode come bibliotecaria è il fatto che noi biblioteche che possediamo in pancia tanti dati non siamo in grado di sfruttarli al meglio. Quindi anche per esempio nei progetti di digitalizzazione si pensa appunto ad essere fornitori di contenuti, quando potremmo sfruttare quegli stessi contenuti per trarne valore, per estrarne valore, senza competere con colossi dell'informazione, perché non è questo il nostro scopo, il nostro ruolo, ma perché probabilmente capiremmo di più da noi stessi. Si è parlato, altro esempio, si è parlato delle statistiche in SBN. Una
a molti è il numero enorme di questionari a cui annualmente ogni singola biblioteca risponde per la raccolta di informazioni sulle questioni più svariate e da punti di vista diversi. Significa che ciò che le biblioteche hanno da dire sul piano dei dati interessa a molti interlocutori. La politica delle statistiche è diventata, come dire, rilevante tra le altre cose anche per quanto riguarda le attività di promozione della lettura. Un disegno di legge sul libro e la promozione della lettura, che speriamo vada in porto e venga approvata definitivamente dal Senato, menziona la necessità di ottenere statistiche sulle attività di promozione della lettura in Italia e assegna al CEPEL questo compito. Ora, io sono certa che nessuno di coloro che hanno elaborato questo disegno di legge sa quanti dati sono già presenti nella anagrafe ICU e quanti dati, attraverso il lavoro di raccolta dati che avviene a partire dalle regioni e che poi in alcuni casi soltanto viene conferito all'ICU, riescono ad essere tracciati. Ci sono quindi livelli istituzionali diversi. Ma sono consapevoli questi livelli istituzionali dell'impatto che il loro ruolo, l'esercizio consapevole attivo del loro ruolo può avere per tutti, può avere per la qualità dei servizi al pubblico e può avere quindi il monitoraggio sull'efficacia delle policy, eccetera, ma può avere anche per il settore privato, per esempio i dati sulla lettura, eccetera. In Italia, appunto, i livelli istituzionali dialogano poco tra di loro e questo, come dire, in un'entità come SBN, che è nata dal basso e continua a esistere grazie ad accordi esclusivamente interistituzionali, e il cui principale strumento, che è il catalogo, non è neanche regolato a livello legislativo, se non in via del tutto indiretta e non dal Codice dei Beni Culturali, perché il Codice dei Beni Culturali all'articolo 17 delinea un modello di catalogo che è un inventario del patrimonio culturale, che non c'entra nulla con gli OPAC, cioè con l'Online Public Access Catalog. Quella funzione lì è stata resa obbligatoria, non chiamandola così, è assolutamente fuori dalla comunità bibliotecaria, dalle normative sull'amministrazione digitale, appunto da quelle sul riutilizzo. Dice: le pubbliche amministrazioni devono esporre il patrimonio, devono esporre i dati in loro possesso attraverso cataloghi liberamente accessibili e in formati aperti. Veniamo quindi appunto all'aspetto tecnologico dell'esposizione. Dal mio punto di vista, Simonetta lo sa perché diciamo molto prima che nascesse, molto prima di ricoprire questo ruolo, molto prima che il gruppo Biblioteche Digitali elaborasse questo documento, era andata a parlare con lei, come vi dicevo stamattina, per esplorare la possibilità di integrare i dati anche di biblioteche o di sistemi di reti di biblioteche che diciamo sono fuori attualmente da SBN, ma ne condividono tutte le finalità. Il gruppo Biblioteche Digitali propone due vie, se ho capito, e cioè propone di sfruttare le metodologie dei link ed open data per semplificare il dialogo tra dati superando quello tra sistemi software, e questo potrebbe dare dal mio punto di vista una risposta anche al numero di poli SBN che solo in parte sono giustificati dall'esistenza di reti di collaborazione. Spesso questi poli nascono perché c'è un software di gestione comune e poi per il resto non condividono altro. Quindi superare la logica del software è un'esigenza, insomma, anche di sostenibilità economica. E poi secondo me faciliterebbe la
riarticolazione dei poli anche la percezione di che cosa devono essere i poli. Devono essere reti di cooperazione, non devono essere reti di cioè servizi di somministrazione, di assistenza software che poi esauriscono il loro compito lì e non si parlano magari nemmeno tra biblioteche. Quella è una rete, SBN dovrebbe essere concepita come una rete delle reti. L'altro è invece una via più semplice, più diciamo brutale, che è quella della creazione di un sistema di discovery, di information discovery, che appunto permetterebbe di integrare questi dati e che è sicuramente un'altra possibilità da esplorare, che permetterebbe questo, perché moltissime biblioteche non sono oggi in grado di migrare i loro dati a un altro sistema, fare delle operazioni complesse dal punto di vista delle tabelle di conversione, oppure diventare esse stesse polo SBN per poter, come dire, sfruttare il loro software. Quindi voglio dire, questo permetterebbe a quelli che vogliono entrare nel sistema di entrarci e di conferire i loro dati, aumentandone la massa critica, aumentando la massa critica della... L'altra è quella dei livelli di popolamento dell'indice nazionale, e su quella intanto io ricevo la newsletter dell'ICU e vedo che continuamente appunto l'indice nazionale si arricchisce di dati riversati da diversi poli. Quindi diciamo questo lavoro di accelerazione delle operazioni di riversamento è già ampiamente in corso. Presumo che migliorerà ulteriormente quando ci sarà l'integrazione di tutte le banche dati interne all'ICU, che è uno degli obiettivi di dei progetti attuali di ICU. C'è questo ulteriore step che non ho capito se è previsto oppure non è previsto da SRI, dalla operazione di reingegnerizzazione di SBN, ma che a mio modo di vedere sarebbe auspicabile appunto per, diciamo, rendere meno pesante la parte tecnologica e puntare maggiormente sulla parte cooperazione e servizi. E lì appunto c'è il livello delle politics e delle normative. Diversamente dal mio amico Claudio, che pensa che non sempre servano le leggi, e per certi versi ha ragione, perché esistono esempi favolosi di leggi bellissime non attuate. Però appunto almeno qualcuna legge che parli di SBN, come ci sono normative di primo livello che parlano del servizio sanitario nazionale, servirebbe, perché appunto altrimenti insomma può arrivare il politico di turno che decide se, come, quando finanziare il sistema, e questo sia in periferia che al centro. Se è vero, come dice Maurizio, che c'è stato persino un periodo in cui addirittura l'ICU ha rischiato di dover sospendere i servizi di indice, stiamo parlando dell'indice nazionale. Quindi il fatto che finalmente SBN sia tra le banche dati di interesse nazionale, come chiedevamo tra l'altro anche in una lettera, quella lettera di cui vi parlavo stamattina, che avevamo indirizzato al commissario straordinario all'agenda digitale, avevamo chiesto 4 cose, di queste 4 una l'abbiamo ottenuta, e tra l'altro l'avevamo ottenuta prima ancora di scriverla, non lo sapevamo perché nel frattempo erano già avvenuti questi dialoghi eccetera, e questo è già, come dire, un modo per metterlo in sicurezza, perché anche se l'Agid non fa leggi, però l'Agid attua l'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, quindi diciamo ormai ha rilevanza di legge il fatto che SBN sia una banca dati di interesse nazionale, sia tra le banche dati di interesse nazionale come l'Anagrafe eccetera eccetera, e quindi diciamo non potrà essere tagliato il finanziamento a una banca dati di interesse strategico per l'Italia. Intendiamo ancora proseguire
La conservazione digitale, appunto, se ne è parlato stamattina, è un tema sicuramente connesso a quello della cooperazione interbibliotecaria, perché appunto il fatto che esistano tante banche dati di risorse digitali create dalle biblioteche e da altri istituti, senza che però vi sia una policy che assicuri la sopravvivenza a lungo termine di queste banche dati, fa sì che ne siano nate tantissime di biblioteche digitali sparpagliate per l'Italia e che, finiti i finanziamenti, spesso magari finanziamenti europei eccetera, abbiano spento i server e ormai quel patrimonio sia andato perso completamente per l'assenza di politiche di conservazione come dire, in essere al momento stesso della nascita del progetto e della sua implementazione, e per l'assenza di lungimiranza dei politici di turno che non hanno trovato soluzioni appropriate per dare continuità a questi sistemi. Certamente uno sviluppo importante sarà quello di integrare meglio di quanto non sia adesso internet culturale con SBN. Quello darà grandissimo impatto anche alla stessa SBN in un mondo in cui non basta l'informazione bibliografica per coloro che si aspettano comunque di arrivare direttamente al testo pieno delle informazioni. E quello, a mio modo di vedere, potrà essere anche un momento nel quale stimolare le biblioteche, quindi diciamo i diretti interessati e le amministrazioni pubbliche, i decisori istituzionali a fare sistema più di quanto non abbiano fino ad oggi fatto su questo piano, perché i ruoli non sono chiari e a livello territoriale come a livello nazionale queste criticità si avvertono, sia nelle politiche di digitalizzazione, sia nelle politiche di trattamento in generale del patrimonio e anche nella scelta delle modalità con cui fare rete. Ne esistono moltissime di reti interbibliotecarie di scopo in Italia, qualcuna è stata citata anche stamattina, eccetera. SBN è solo la più ampia di queste o la possiamo definire la rete delle reti, come penso io? Io penso che appunto SBN avesse questa ambizione 30 anni fa e la mantenga tuttora, e quindi credo che siamo chiamati tutti quanti a ragionare sul come lavorare insieme ai diversi livelli istituzionali. Chi deve fare cosa, in sostanza? Chi deve fare cosa? L'ICU che ci offre l'infrastruttura, l'ICU che ci offre gli strumenti per la standardizzazione, i modelli, le buone pratiche, eccetera. E questo è sufficiente oppure si può fare un passo in più? Cioè, chiaramente, insomma, questo significa anche investimento politico, legislativo, in termini di risorse finanziarie, eccetera, su un istituto che deve assicurare l'infrastruttura a un sistema così esteso. Lo stesso devono fare le regioni, che hanno un ruolo assegnato loro dalla Costituzione italiana e dal Codice dell'amministrazione digitale, un ruolo che deve essere di cornice, di stimolo, eccetera. I dati statistici sulle biblioteche, mi risulterebbe che siano pochissime le regioni. Nessuno sa per esempio che un vecchio questionario elaborato dall'ICU, ed erano ancora i tempi di Anna Maria Manvillo, per l'anagrafe delle biblioteche italiane, era granularissimo. Tu dovevi indicare questo mondo e quell'altro tutti gli anni, e alcune regioni hanno continuato ad applicarlo, quello stesso questionario. Poi magari uno lo può rivisitare, può dire i dati importanti sono questi e questi. Claudio, non sottovalutare il fatto che a seconda delle finalità i dati necessari sono diversi, allora tanto vale rispondere a un mega questionario all'anno piuttosto che a 8.000 questionari diversi e a soggetti diversi nell'arco dello stesso anno. Io aggiungo che molti questionari ci vengono somministrati a noi AIB dagli IFLA,
da Eblida, da Public Library 2020, anche quelli, ognuno vuole sapere una cosa diversa, no? E noi non siamo in grado di fornire questi dati se non parzialmente, e attingendo a che cosa? Ai dati che dall'anagrafe delle biblioteche italiane ci vengono da ICU. Anche quella è una risorsa strategica, anche quella dovrebbe diventare, come dire, se non una banca dati di interesse nazionale, comunque uno strumento fondamentale, ma la condizione per utilizzarlo così è che le regioni abbiano ciascuna una legge regionale che dica che è obbligatorio aggiornare quell'anagrafe sulle biblioteche italiane, la legge regionale sulle politiche culturali, eccetera. Dopodiché negli accordi Stato-Regione si stabilisce, poi è previsto in questo disegno di legge che appunto si fa il piano nazionale per la lettura, eccetera, anche attraverso strumenti, quello strumento normativo, se verrà emanato, si potrà provare, ma ragionandoci insieme naturalmente per evitare soluzioni calate dall'alto a tavolino in mancanza di proposte omogenee da parte della nostra comunità, come raccogliere questi dati che sono di interesse per tutti e non soltanto per i decisori politici, ma lo sono per gli editori, lo sono per i librai e per altre comunità. A proposito dei librai, mi è stato chiesto due cose ultime e concludo. Uno strumento molto semplice, molto rudimentale, sicuramente obsoleto dal punto di vista tecnologico, prodotto dall'AIB per abbracciare tutte le biblioteche, i cataloghi di tutte le biblioteche italiane, il MAI, che è stato il Metaopa Canzalà italiano, che è stato citato prima, è in difficoltà, diciamo, insomma, è in via di abbandono. La nostra speranza è che l'eredità di questo MAI, dal punto di vista del numero di biblioteche italiane che ne facevano parte, sia presa in mano da SBN e rientri in SBN. L'altra è i cataloghi arricchiti, che pure attraverso le metodologie del web semantico possono svilupparsi, e non solo i cataloghi, anche i singoli dati estratti per finalità diverse. Nel senso che appunto si è parlato molto di fonti come Wikidata, che servono a questo, che consentono di integrare informazioni provenienti da mondi diversi e fornite da soggetti e da fonti diverse, che possono essere di tipo bibliotecario ma anche no, per arricchire le informazioni sugli elementi presenti all'interno di un record. Quindi per esempio sugli autori, sulle persone, ma anche sui luoghi si possono fare lavori molto interessanti su questo, e quindi senz'altro quella è la via, anche perché per certi versi, ripeto, succede che poi dalle strategie per l'amministrazione digitale, almeno per quanto riguarda le biblioteche appartenenti a soggetti pubblici, si arrivi anche alle biblioteche, e questo per esempio ci interroga anche sulla questione dei software commerciali ed altro. Ma una richiesta per esempio che ci è venuta dal mondo, una proposta, un'iniziativa che potrebbe nascere, che potrebbe vedere le biblioteche attive, è di dire: ma perché nei vostri cataloghi a livello cittadino, a livello regionale, eccetera, non esponete anche i dati su tutte le librerie del territorio che vendono quel libro? No? Questa è una cosa secondo me interessantissima. Secondo me ci si potrebbe arrivare attraverso, come dire, il sistema del deposito legale, sfruttando appunto, e questo trasformerebbe il deposito legale in servizi agli editori, come fanno all'estero, piuttosto che in un onere pesante che diventa difficile da adempiere, perché poi devi dare molte copie, cioè se glielo presenti con le funzionalità che gli puoi dare, può darsi che insomma ci stiano più facilmente, se non la cataloging in publication che fanno altri. Però per esempio si potrebbe proporre questo tipo di arricchimento. Naturalmente a livello di indice nazionale la vedo difficile, se non parte dai sistemi territoriali, una cosa del genere, ma forse il sistema del deposito legale, quindi fin dall'origine, al momento in cui l'editore ti manda il suo documento, quindi o la versione cartacea o il file, eccetera,
Forse a partire da quel momento si potrebbe pensare a un'offerta di servizi appetibili che rendano, come dire, più interessante, quindi diciamo i posti dove è disponibile quella pubblicazione in acquisto. Si potrebbe pensare di fare una cosa del genere, ma anche no, nel senso che anche questo dovrebbe essere oggetto di una policy più o meno condivisa, anche per evitare iniziative estemporanee che magari sono state adottate un po' in giro per l'Italia e che, come dire, sono state mal recepite proprio dai librai che hanno considerato quelle iniziative quasi concorrenziali rispetto alle loro. Insomma, l'invito da parte mia è quello a lavorare molto insieme per la necessità appunto di definire strategie comuni. I livelli successivi sono poi le procedure, le pratiche, i metadati ed altro, però non si può partire da questi ultimi se non si risolvono contemporaneamente, perché poi insomma il prima dipende poi dalle circostanze eccetera, ma se non si affrontano sullo stesso piano questi altri livelli, quindi lavorare su molteplici fronti. Per il resto ho concluso, credo. Grazie. Prego. Abbiamo visto il contesto più ampio, diciamo, in cui di problematiche attuali in cui si colloca SBN. Sorvolo le statistiche e le leggi, perché io e Rosa li abbiamo, soprattutto sulle leggi. Sono i regolamenti il problema, no? Sulle statistiche ho solo detto... Le leggi che rinviano i No, ma ho solo detto che ci sono diversi punti di vista, c'è uno manageriale, diciamo, che serve a noi a noi e non solo per costruire politiche raffinate, uno comunicativo, che è quello di cui secondo me c'è bisogno e che dovrebbe, dopo 30 anni di automazione, essere estratto, diciamo, dai singoli poli per sapere quanti iscritti, dati non taroccati in questo modo, diciamo, accumulati, aggregati. Il fatto che non si riesce a fare, dopo ci lascia in mano ai tanti questionari che se ne aggiungono, poi ad esempio le regioni sono subissate, perché non è solo la parte cultura che manda richieste di questionari. Dicevamo, questa è la posizione autorevole AIB e avete visto un quadro, uno scenario ricco di elementi. Lo scenario ICU, il progetto, io credo che Simonetta illustrerà un po' i progetti cui l'ICU sta lavorando, dal mio punto di vista sono molto importanti, perché per un profilo, io non parlo delle parti più tecniche, per un profilo costringono la cooperazione SBN a riflettere su se stessa e appunto a decidere se voler essere un'area di cooperazione strutturata con chi fa cosa. Questa è una riflessione che viene posta, secondo me, anche grazie a questa. E Simonetta, che è compagna di strada di tanti, sia dell'IB sia della professione, lo sta facendo in un momento in cui tutti noi che lavoriamo nel pubblico siamo alle prese con difficoltà, cioè dobbiamo lavorare con poche risorse, con ancora meno risorse umane e competenze, e quindi, come dire, dobbiamo ricorrere all'intelligenza per trovare delle soluzioni. Simonetta ha trovato, anche dal punto di vista manageriale, alcune soluzioni, cioè accordi con università, con regioni, con altre strutture per supportare quello, e anche con l'IB, ad esempio, no? Per supportare la mancanza di risorse di cui l'ICO soffre, ma soffre anche il mio istituto, ad esempio. Prego. Allora, c'hai il microfono. allora,
Devo dire che mi ero presa degli appunti prima di venire qui perché non sapevo bene che cosa, tant'è che a un certo punto ho scritto a Maurizio, ho detto ma tu da me che vuoi più o meno, perché io pensavo di dover presentare il progetto, però mi ero resa conto che un'intera sessione dedicata esclusivamente al documento presentato l'anno scorso al congresso dell'Aiber, peraltro nella mia stessa sessione di discussione imponesse, cioè insomma, dalla risposta di Maurizio avevo capito che ci si doveva orientare in questa maniera. Ora però io direi che insomma tante cose un po' ce le siamo anche dette, no? Quello che c'è in quel documento è tutto molto estremamente curato, estremamente studiato, estremamente, come dire, aggiornato, e molte cose noi le abbiamo fatte, obiettivamente ci viene anche riconosciuto, insomma, sia pure di passaggio all'interno di questo documento, altre cose andrebbero a investire determinati temi che si possono discutere e che si potranno anche discutere prossimamente e che secondo me insomma possono sicuramente trovare delle vie di conciliazione. Certo, io sto in un'altra, diciamo da questo punto di vista, un po' lo diceva anche Claudio introducendo, sto da parte di chi deve creare obiettivi prioritari, cioè io ho delle priorità, io soprattutto le cose le devo fare e quindi mi devo dare tempi, modi, delle precise cronologie, devo trovare i finanziamenti, cioè ci devo lavorare e probabilmente ci devo lavorare ancora per molti mesi. Però volevo fare una premessa che mi era scappata, appunto, dicevo, ho preso troppi appunti e che poi me ne ha fatti prendere ancora di più l'intervento di Rosa. Volevo dire che per me comunque, al di là di tutto, è essenziale che ci sia stata questo bel seminario nel trentennale del Polo, perché io a queste cose diciamo credo in via prioritaria, no? Cioè il Polo, 30 anni del Polo di Venezia per me sono la realizzazione concreta della cooperazione, del servizio, no? Mi vengono in mente le cose che dicevamo anche stamattina, senza Marcord per carità, però mi vengono in mente appunto quei due cardini della cooperazione e del servizio e le parole della Vinai quando diceva attenzione, cooperazione non è associazionismo di buone intenzioni, è mettere insieme risorse umane, know-how, insomma una lunga elencazione, no? Strumenti, mezzi, tecnici. Diceva la cooperazione è una cosa tecnica del mondo delle biblioteche, questo per me è molto importante e quindi ci tenevo a dirlo perché ho apprezzato molto la giornata di oggi, però è stata molto bella anche il pomeriggio di ieri. E torno quindi ai miei obiettivi prioritari. E certo, io ho degli obiettivi prioritari e innanzitutto ho anche insomma, delle responsabilità sociali che si declinano in vario modo. Innanzitutto uno degli obiettivi, sempre in quell'ottica diciamo della integrazione e nell'ottica della cooperazione e della condivisione, uno degli obiettivi è anche la diffusione diciamo di un uso consapevole del patrimonio culturale da parte di tutti i cittadini e dal mio punto di vista da parte di un pubblico che è mio dovere in qualche modo ampliare, quindi anche diciamo con un occhio al pubblico a parte che un occhio ai cataloghi. La necessaria premessa è quella che dicevamo, mi dispiace che ieri né Rosa né Claudio c'erano, ma è un po' quella che dicevamo ieri, noi questi anni li stiamo vivendo sulle forze, perché sono anni in cui abbiamo dovuto toccare con mano diciamo dei momenti di grande difficoltà, abbiamo subito un numero indicibile
di riforme in pochissimo tempo, che si sono sovrapposte e che ci hanno creato tanti problemi anche proprio dal punto di vista pratico, no? Di protocolli che si interrompevano. Da un certo punto di vista, per quello che riguarda le biblioteche, diciamo, le biblioteche statali hanno subito un colpo durissimo, perché sono state tantissime sono state declassate da sedi dirigenziali a sedi non dirigenziali, 5, anzi 6 sono state inopinatamente spostate sotto la dirigenza di un polo museale, e questo, guardate, ha creato problemi serissimi a tutta la comunità, non alle 46 pubbliche statali. Tutte le ripercussioni di questo atteggiamento nei confronti delle biblioteche ha creato problemi a tutti noi. Non ultima, in negativo, diciamo, adesso ho detto che cosa delle riforme ci hanno nosciuto. La cosa che ci ha nosciuto di più è l'assenza di politica per le biblioteche, cioè ci ha nosciuto paradossalmente di più il non dire niente. Prima Rosa diceva nel codice dei beni culturali le biblioteche non ci stanno, non ci raccontiamo, le biblioteche nel codice dei beni culturali non ci stanno in nessuna forma, e nell'assenza di politica c'è un danno ancora peggiore, che denota anche una certa confusione, secondo me. Non so se avete visto, è pubblico, è sul sito del Ministero, c'è stata un'interrogazione, un question time, qualcosa del genere, l'8 ottobre, se non sbaglio, in 2 rate, tipo 8-12 ottobre, sta su YouTube, lo può vedere chiunque. In cui è stato chiesto al nostro Ministro come prima domanda, tutta una serie di cose molto importanti, ma come prima domanda l'onorevole Flavia Nardelli Piccoli ha chiesto al Ministro che facciamo con archivi e biblioteche? Non so se qualcuno di voi l'ha sentito, no, per gli archivi se l'è cavata piuttosto bene il nostro Ministro dicendo lì ci sono problemi di spazi perché la documentazione cresce, e per le biblioteche pure la lettura è importante, farò una legge per l'editoria. Questa è stata la cosa. Allora noi dobbiamo anche un po' saperlo che l'assenza di politica ci fa quasi più male della politica sbagliata. Scusate, dovevo un po' riprendere questa cosa, perché se no noi perdiamo il contesto di quello che diciamo, che può essere estremamente interessante, però ci deve far riflettere. Allora, il progetto che ho capito bene che non vi presenterò con l'ordine che avevo nella testa prima di venire qua, ma il nostro progetto, che è un progetto di integrazione di quanto noi abbiamo in questo momento come basi dati, abbiamo il dovere di coordinare, eccetera, ma per cercare di dare un servizio migliore all'utenza, ma che ha anche un altro corno altrettanto importante, che è il tentativo di mettere i colleghi bibliotecari in una condizione di lavoro migliore, che è il progetto, diciamo, di evoluzione di SBN Web verso il cloud, quindi mettere a disposizione una piattaforma, poi magari torniamo ne ha accennato comunque oggi Claudio questa mattina. Tutto questo, secondo me, che sia l'interfaccia, allora che sia SRI inteso come motore di grande reingegnerizzazione, di grande potenziamento del sistema informativo basato sull'indice SBN, l'interfaccia al pubblico, cioè il portale dal quale questo patrimonio integrato può essere interrogato da parte dell'utenza, e l'SBN Cloud con il quale potremo lavorare tutti noi bibliotecari, ecco, devono praticamente rappresentare la nostra discesa in campo
in questo contesto che vi ho appena descritto, sia pure a tinte fosche, perché si tratta di utilizzare questi strumenti per la difesa del nostro sistema bibliotecario, una difesa che deve portare al rafforzamento dell'identità delle biblioteche e a una, se possibile, sempre migliore definizione del loro ruolo. Voi sapete che noi stiamo facendo questi lavori, non nascono dal niente. Sono più di 4 anni che noi lavoriamo su questo progetto, sui vari aspetti che questo progetto coinvolge. Tutto è partito, forse ve lo ricorderete, dall'Assemblea dei Poli SBN nel giugno del 2015, subito dopo, nell'autunno, sono arrivati gruppi di studio, molti di voi ne hanno fatto parte, per l'evoluzione di SBN, evoluzione e sviluppo di SBN, il gruppo di lavoro sulle infrastrutture. Valdo è stata una colonna utilissima, perché non si poteva fare senza quel lavoro preliminare tutto il discorso del potenziamento del sistema informativo, e il gruppo di lavoro su quel chiamato così le policy, cui ha fatto parte insieme a molti altri anche Claudio. Ma anche tutte quelle iniziative che si sono sviluppate sul territorio, mi ricordo Bari, mi ricordo Firenze, Ravenna ovviamente, per il 30ennale di SBN, che hanno seguito la conferenza nazionale del 1° aprile del 2016. Tutte queste iniziative rappresentano il nostro background, il nostro averci pensato, ripensato, e soprattutto il nostro esserci confrontati. Con chi? Con le università, con gli enti locali, con i privati, intesi come cooperative di gestione delle biblioteche tanto diffuse sul territorio, con la nostra associazione professionale, che di SBN è sempre stata una parte importantissima. E qual è stato l'obiettivo? L'obiettivo è stato quello di cercare di offrire un sistema potenziato, un sistema professionale, perché non è che possiamo scendere su tutti i terreni, secondo me. Cioè noi possiamo fare il verso a Amazon o a Google, che loro fanno il loro mestiere, lo fanno palesemente meglio di noi, però noi quello che possiamo fare lo possiamo fare anche molto bene, perlomeno come base, poi si vedrà. Però intanto, nell'ottica degli obiettivi prioritari, noi puntiamo ad avere un sistema professionale chiaro e solido. È chiaro che, e lo dice anche il documento, sia pure alla fine, il piano dei contenuti all'interno di questo potenziamento appare strategico. È per questo che fin dall'inizio, dovendoci dare dei tempi e delle scansioni, la questione del digitale è stata evidentemente prioritaria. Perché? Perché la prima criticità, lo avete visto tutti, lo sapete, è proprio quella che per decenni noi abbiamo avuto la biblioteca digitale scollata dal catalogo, no? Il fatto stesso che su internet culturale tu o clicchi cataloghi o clicchi biblioteca digitale ti fa capire che c'è una mancanza di logica, di integrazione, che non può tenere. Siamo nel 2020 quasi, è evidente che non ci stiamo. Questo vuol dire però avviare tutta una serie di cose, perché affermarlo è facile, io sono la prima a dirlo, però poi bisogna farlo. E ti devi anche inserire all'interno di una tradizione che è molto solida per quanto riguarda il catalogo. Voi lo sapete meglio di me, ma non è, diciamo, questa solidità, questa solida tradizione non è altrettanto ben trasferita sul piano dei contenuti digitali, che sono appunto rimasti un pochino scollati, che però e peraltro sono mancate in Italia da questo punto di vista delle grandi politiche pubbliche, come per esempio ha fatto la Francia, che a un certo punto aveva lo stesso problema, se l'ho assunto, è partita con Gallicà, con quello che volete, però è partita, no?
Noi questo non ce l'abbiamo avuto, quindi su questo abbiamo dovuto accusare e cercare di recuperare anche un ritardo, che è un ritardo che ci impone di fare il conto di fare i conti, diciamo, certo con delle criticità d'ordine tecnico, questo senz'altro, però anche proprio con lo sviluppo di una visione che ha a che fare con tanti aspetti della società nel suo complesso. Per esempio, diciamo che da più parti si osserva oramai con continuità che la capacità di approfondire quella che si chiama la complessità verticale, che è quella tipica della cultura del libro, è stata soppiantata, insomma è stata archiviata dalla complessità tutta orizzontale della rete, no? Un grande adesso che tende a mettere tutto sullo stesso piano. C'è a proposito di questo un libro che ho trovato interessante di De Rita e Galdo che si chiama Prigionieri del presente, in cui in buona sostanza, l'avrete visto, si dice che il presente crea una società rattrappita, perché nel presente non si progetta, ci si adatta a quello che c'è, no? E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro obiettivo è anche quello, il dovere sociale, è anche quello di fornire dei contenuti strutturati e complessi, perché devono essere strutturati, perché devono dar conto della complessità, ma devono essere complessi anche perché devono essere quelli in grado di far crescere, di smuovere, di accrescere la capacità le competenze, diciamo, professionali nostre, ma di tutti i cittadini in prospettiva, no? Quindi sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Allora, uno degli obiettivi del nostro progetto è proprio quello di collegare risorse diverse, usando una strumentazione tecnologica particolarmente complessa, per dare conto di questa complessità, no? Che noi se no finiremmo sono stati in molti alla presentazione dell'11 aprile, noi abbiamo presentato questo nostro progetto l'11 aprile al Collegio Romano e abbiamo invitato degli interlocutori a parlare insieme a noi, fra cui il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi, c'era Claudio, c'era Alberto Petrucciani, c'era Solimine. Abbiamo fatto, diciamo, proprio un lancio, 10 minuti per ciascuno, molto molto rapidamente. Non è un caso che molti sono tornati su questo concetto, e Gino Roncaglia, anzi è stato proprio Gino a sottolineare in modo particolare i fini educativi di un progetto di integrazione che tenga conto della complessità. Ha sottolineato in modo particolare come dati di qualità ben strutturati potessero dar conto di una complessità che è giusto che la gente non perda in un momento in cui si tende a un'estrema semplificazione. L'avevo detto del resto anch'io, accennando, diciamo, al progetto senza entrare troppo nei particolari, che sotto questo grande lavoro tecnologico della reingegnerizzazione io davo particolare importanza al front-end, cioè al portale di accesso, perché l'obiettivo era quello di fornire delle modalità semplificate ma non banali, che potessero mettere le persone in contatto con dei risultati in tutto simili a quelli che provengono da una ricerca avanzata, però fatta in un'altra maniera, fatta come lo fanno i grandi portali di accesso al patrimonio, quello di Monaco di Baviera, quello della Biblioteca Nazionale d'Australia, per esempio, fra i modelli che abbiamo studiato. E soprattutto, diciamo, avevo puntato sulla difficoltà di rendere questo servizio senza scivolare nella semplificazione
senza scivolare dalla semplicità alla semplificazione, senza scivolare nella banalità. Naturalmente, diciamo, se questi erano gli obiettivi di partenza, noi come ICCU dovevamo puntare, rimanendo sul tema del digitale, al recupero innanzitutto di quello che è, ne accennava Rosa, il digitale sommerso. Noi in Italia abbiamo molto più digitale di quanto immaginiamo, ce n'è tantissimo, disperso in 1000 rivoli, disperso in siti non stabili, come diceva Rosa, che tecnologicamente non sono in grado di reggere, ma disperso anche in siti che invece non hanno queste difficoltà di carattere tecnologico, ma non rendono una visibilità alle biblioteche digitali. Perché? Perché nascono per un altro motivo. Voi immaginate i grandi siti anche istituzionali di una regione, ma anche di un comune grande, pensate al comune di Bologna, per dire. La biblioteca digitale, prima che lo cerchi sotto accesso al cittadino, anagrafe, servizi democratici, prenotazioni, eccetera, eccetera, cioè ci sono le cose, ma sono nel profondo. Allora il nostro tentativo è stato quello innanzitutto di recuperare e riconciliare al catalogo, con un link al record, il digitale sommerso. Non vi posso dare numeri enormi su questo, perché noi ci abbiamo cominciato a lavorare alla metà del 2015 e avevamo 230.000 link al catalogo. Adesso non arriviamo al 1.000.000, però qualcosa l'abbiamo fatto, pian pianino, un pochino con le lettere che vi scriviamo, e scusate se ogni tanto ci ripetiamo, e un pochino naturalmente dal di dentro, cioè prendendo quando possibile queste risorse. Ma contemporaneamente io avevo anche l'obbligo di recuperare in SBN dei grossi pezzi del nostro sistema che ne stanno fuori, per così dire, inopinatamente, non le università di cui parlavamo questa mattina, perché è un discorso un po' a parte. Anche gli esempi che ci ha fatto Cristian sono dei casi un po' a parte, poi se capita magari in una seconda tornata ci facciamo un ragionamento. Ma le biblioteche delle altre strutture del MIBACT, che non sono biblioteche, che non sono della Direzione Generale delle Biblioteche, le sovrintendenze, i musei, gli archivi, tutti hanno una biblioteca, no? E fatichiamo a tirarli dentro tutti. Con Camera e Senato abbiamo avviato dei colloqui buonissimi, però con quello è il polo parlamentare, insomma, diciamo che presuppone una certa dose di pazienza, ma ce l'abbiamo. Con gli esteri, perché gli esteri, oltre ad avere la loro biblioteca centrale rigorosamente in SBN, c'ha la bellezza di 84 istituti di cultura italiana all'estero extraterritoriali. E quante case di Dante? Sono tutte testimonianze della lingua e della cultura italiana all'estero. Questa campagna di recupero in SBN è partita 4 anni fa e piano piano la facciamo sempre per dare sostanza al nostro discorso. Tante cose le possiamo fare noi come ICCU e ci è stato anche riconosciuto, insomma, che in qualche maniera il nostro progetto riesce a seguire, ha delle basi tecnologiche che sono state giudicate innovative. Il resto lo devono fare le biblioteche della cooperazione e anche gli istituti culturali, perché sono loro a dover produrre e mettere a disposizione questi contenuti e metterli a disposizione a un livello di qualità appunto accettabile. Un'ultima cosa che volevo dire, è piccola, però per me mi chiude il cerchio, mi completa il quadro, è che questi 4 anni sono serviti anche per razionalizzare, per ragionare sull'istituto, razionalizzare le forze, per cui il progetto, questo dell'integrazione, che va sotto il nome di SRI, e oramai mi sono rassegnata perché io questa sigla non la volevo, ma non ho trovato l'alternativa,
E questo progetto io sono riuscita a farlo senza chiedere dei fondi straordinari, semplicemente razionalizzando fino al momento in cui è partita la gara europea, il 4 ottobre dell'anno scorso. Sono riuscita a razionalizzare e avere i soldi, perché sennò la gara non poteva partire, perché lo devi dire su che capitolo spendi quei soldi. Quando li ho avuti, il 4 ottobre dell'anno scorso, è partita la gara. Questo non vuol dire che io farò tutto senza neanche uno stanziamento, questo non lo posso dire. Ho già preparato la programmazione triennale per il prosieguo dei lavori, però diciamo un'ottica di risparmio, di sostenibilità, di risparmio, di economicità del progetto è un altro degli obiettivi che ci ha guidato, perché chi spende soldi pubblici ha la responsabilità sociale di valutare tutto quello che fa in termini di opportunità, di calcolo costi e benefici, di reale impatto, per esempio, sul pubblico, sui bisogni e sulle aspettative del pubblico. Per esempio la questione dell'impatto, io contemporaneamente ho portato avanti uno studio in Europa, cioè con una rete di istituti di ricerca europei che fanno parte, diciamo, dell'altra parte dell'ICU, quello che segue i finanziamenti europei, e non è un caso che portandoli avanti insieme il progetto che ci è stato finanziato proprio adesso dalla Comunità Europea si chiama Indices, è il progetto che vede l'ICU coordinatore e che è un progetto di ricerca che mira a valutare l'impatto del digitale sui comportamenti sociali. Quindi diciamo, sono tutte cose che si tengono insieme. Certo è complicato portare avanti senza risorse, però io so di poter contare su di voi, nel senso che in tutti i nostri gruppi di studio c'è qualcuno di voi, nei 10 VP che portano avanti secondo una timeline veramente cogente, spaventosa, il progetto SRI, ci sta comunque consulenti, qualcuno deve ancora partire di gruppo, gli altri stanno già andando avanti, eccetera, però ci sono consulenti esterni perché non si potrebbe fare diversamente. Del resto cooperazione, diceva la Vinai, non è un associazionismo di buoni sentimenti, ma è lavorare insieme, veramente, messa a disposizione delle risorse, come diceva prima Claudio. E perché non il personale? Si pensa sempre alla politica degli acquisti, le cose, no? Ora, qui non si tratta, perché sono consulenze, però è una maniera per mettere a partito anche l'aspetto, diciamo, umano, no? La presenza fisica. E non so se adesso, vabbè, l'ultimo passo e poi così taccio e poi possiamo magari discutere di un'altra cosa, di altri aspetti. Che volevo dirvi, sempre per il digitale, che appunto questo nostro progetto permette un sistema gestionale delle risorse digitali che si chiama SBN Teca, che insomma adesso lo dico male, però è l'evoluzione. È chiaro che internet culturale la dobbiamo cambiare, no? Quindi SBN Teca lo sostituirà e il suo compito è quello di fornire potenzialmente a tutte le biblioteche che lo vorranno, che ne hanno bisogno, un servizio che permette di importare appunto le proprie risorse digitali singolarmente o come pacchetti, come collezioni, e di generare più o meno automaticamente i record bibliografici di riferimento, SBN, il libro antico, il manoscritto, antico o moderno che sia. E il passo successivo, al quale vi accennavo prima e con il quale vorrei concludere, è questo ambiente gestionale riservato ovviamente al servizio al lavoro dei bibliotecari, questa piattaforma in cloud realizzata interamente con software open source, come è stato detto questa mattina, che consentirà loro di usare ai bibliotecari tutta una serie di servizi
Per esempio, utilizzando la componente SBN Teca potranno importare direttamente, cioè potranno usare la medesima piattaforma gestionale per catalogare e gestire il digitale. Oppure possono utilizzare il sistema di chiedi al bibliotecario, oppure creare il portale dei servizi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che SBN Web, anche qui sto banalizzando, diventerà in cloud una piattaforma dal quale ciascuno, fatta di microservizi, dalla quale ciascuno può prelevare esattamente quello che gli serve. Quindi i poli o le singole biblioteche, perché non lo possiamo escludere come loro evoluzione, potrebbero prelevare da questa piattaforma quello di cui hanno bisogno, con la logica proprio del microservizio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le biblioteche si sgravano o i poli, si sgravano di tutte quegli appesantimenti tecnologici che comunque creano insomma, diciamo, lavoro, fatica, eccetera, e non si caricano più un sistema complesso che fra l'altro ha 14 anni, che è SBN Web, cioè il nostro software gratuito. Voi lavorate in Sebina, lo so, però diciamo io devo parlarne nell'oggi, e possono occuparsi delle vere politiche dei servizi, che mi sembra la cosa più qualificante. Ne accennava prima Claudio, l'evoluzione dovrebbe essere proprio quella di centralizzare. Un tempo forse sarebbe apparsa come una cosa pesante, in realtà di questi tempi noi dobbiamo anche ripensare certe posizioni. Il fatto di centralizzare le parti più pesanti, più tecnologiche, più impegnative dal punto di vista delle risorse umane e delle risorse finanziarie al centro, un tempo non ci sarebbe piaciuto, ora probabilmente è l'unica maniera che abbiamo perché la cosiddetta periferia possa occuparsi veramente del territorio, veramente del proprio bacino d'utenza, diciamo territoriale. E quindi è una proposta, un'evoluzione che secondo me è necessario fare. È chiaro che tutto questo discorso, diciamo, ha uno sviluppo che mi prenderà i prossimi 2 anni, questo è evidente, e questo, diciamo, è il problema per cui, e do ragione a Cristina Ceregone perché ieri le aveva tutte le ragioni, diciamo, con questo tipo di obiettivi, con questo tipo di tempi è difficilissimo comunicare, che non ti sta a sentire nessuno, perché è complicato, perché non è immediato e perché non si vende politicamente subito. Basta. Abbiamo rispettato i tempi perché sono 16:30. Naturalmente voi dovete prendere il treno, qui ci sarebbe bisogno naturalmente di 2 o 3 giri e anche di domande da parte del pubblico, però non vorrei che rimanesse a Venezia. Una domanda forse possiamo, se c'è, se no chiudiamo. Allora, se tu invece, l'ho spiegato un po' di corsa perché avevo paura dei tempi, allora se tu invece di prendere SBN Web così come adesso, che è un mastodonte notevole, te lo devi incollare perché è uno di quei prodotti appunto che ha 14 anni e nel corso di 14 anni si è riempito di richieste che venivano dai singoli poli e le ha accolte tutte, diventando ovviamente farraginoso e pesante.
Se tu invece di fare questo puoi andare in cloud e prenderti quello che ti serve, voglio catalogare e siccome c'è una risorsa digitale direttamente attaccare al record catalografico il digitale, ok, allora io prendo quel modulo, è il modulo a microservizi sostanzialmente. Oppure diciamo mi prendo da lì, da quel cloud che ci mette a disposizione lì, open source eccetera eccetera, gratuito, mi prendo la funzione chiedi al bibliotecario, non ce l'ho, la voglio e quindi mi prendo quello che mi serve. Ecco, funziona in questa maniera. Cosa non fosse ho spiegato bene? No, sì. C'è qualche altra domanda? Una? Se no chiudiamo così andiamo in stazione e i tempi. Avete sentito, insomma, credo che questa giornata sia stata interessante e ci sia da ringraziare il polo dell'idea e avvalori l'idea dell'amico Giorgio Busetto, come dire, di riprendere i seminari INAI come contenitori, perché avete visto i temi qui sono tanti, ce n'è uno straordinario e che è proprio chi fa cosa dentro lo spazio della cooperazione se viene, cosa fanno le regioni, i sistemi regionali. Siamo in Veneto dove c'è un polo regionale, dove ci sono dei servizi. Ecco, tutto questo ha una logica, e la logica deve essere quella della convenienza e dell'efficacia, laicamente ragionare su queste cose. E questo è un tema possibile che secondo me fa emergere in modo molto evidente il progetto che ha illustrato Simonetta, al di là naturalmente delle componenti tecnologiche che attraggono, non attraggono, eccetera, però i grandi profili proprio di riflessione sono questi. Dobbiamo farlo anche come comunità e si viene di qui il ruolo dell'IB, perché qui c'è sicuramente un ruolo istituzionale dei vari servizi incardinati nei livelli istituzionali del nostro paese, ma c'è, perché se viene questo, c'è soprattutto il ruolo della comunità professionale. Noi su questo dobbiamo riflettere, dobbiamo cercare di intercettare le esigenze del pubblico, perché al di là delle leggi noi abbiamo bisogno del riconoscimento sociale, non c'è nessuna legge o decreto che lo dà. Se abbiamo, se rintracciamo, se attraiamo l'interesse delle comunità, l'interesse dei cittadini, quello è il nostro grande scudo a difesa anche delle scelte non sempre felici della politica. L'IB negli anni ha cercato di fare questo proprio anche nella interpretazione e rappresentazione di SBN verso l'esterno. Noi dobbiamo fare questo, insistere su questo, perché se viene veramente una infrastruttura dei servizi al servizio dei cittadini di questo Paese. Ed è un ruolo che secondo me va rappresentato e comunicato potentemente alla politica con tutti gli strumenti che abbiamo. Ma il primo nostro interlocutore deve essere il cittadino, esattamente come lo è per le biblioteche, parte della cooperazione. Io mi fermo qui perché così rispettiamo i tempi. Ringrazio tutti voi, spero davvero che si rifacciano i seminari INAI, questo lo dico per il futuro. Grazie e viva il servizio bibliotecario.